Una brutta scena perché avevate infilzati su quel coso là, mamma mia. È una cosa che ancora qua non ho mai dormito tutta la notte. È stata una scena straziante quella che si sono trovati di fronte residenti e operatori del soccorso poco dopo le 8 della sera in via Lungopiave Superiore alle porte di San Donà, a poche decine di metri dal ponte della Vittoria. In questa Seat Ibiza azzurra viaggiavano in 5, tutti poco più che ventenni, amici di lunga data, un passato e un presente nel gruppo scout. L'auto, partita da poco dal piazzale delle scuole, era diretta verso il centro della cittadina. La serata doveva ancora iniziare. Quello che è certo è che la traiettoria della Seat è come impazzita, sbandando è andata a finire contro il guardrail che a sua volta si è conficcato nella parte posteriore dell'abitacolo. Sono morti così nel modo più atroce Maria Chiara Guida, 20 anni, e Alessandro Polato, 23. Il botto ha richiamato immediatamente i soccorsi, un allarme generale che ha portato sul posto gli uomini del suo M118 partiti dal vicino ospedale, vigili del fuoco, carabinieri. Estrarli dalle lamiere non è stato facile, interdetta l'area. Mentre per Maria Chiara e Alessandro non c'era più nulla da fare, gli altri 3 sono stati portati al pronto soccorso. 2, il guidatore e l'amico che si trovava a lato passeggero, sono stati dimessi dopo poche ore. Il terzo, seduto sui sedili posteriori accanto alle 2 vittime, è ricoverato in chirurgia ma fuori pericolo. I primi atti di indagine sono già stati trasmessi alla Procura veneziana e al PM Stefano Buccini. Formalmente il ventenne alla guida è indagato per omicidio stradale, anche se sembra acclarato sia risultato negativo all'alcol test e ai primi esami tossicologici. La stessa velocità pare non fosse elevatissima, su un tratto comunque reso viscido dalla pioggia. Forse questo molto banalmente è stato uno dei fattori determinanti. Non si esclude una distrazione. In ogni caso i ragazzi sopravvissuti saranno sentiti nuovamente superato lo shock di queste ore. Un'arteria trafficatissima ma stretta, quella di via Lungopiave Superiore, molto nota ai turisti diretti sulla costa. Anche su questa potranno essere svolti degli approfondimenti per verificare lo stato del manto stradale e dello stesso guardrail. Paolo Longato abita qui da quasi 50 anni. Qua in giardino ci sono arrivate tante volte, 3-4 volte le macchine che poi sono andate a finire laggiù.